Appassionati di futsal, buonasera dal Pala2 Live. Se avete scelto di seguire questa partita avete fatto la scelta giusta, perché tra pochi istanti Cybert Laniene e Italian Coffee Petrarca si giocheranno una fetta importante della salvezza, e la salvezza parte proprio da qui, dall'ultima partita della stagione 2019, dall'ultima partita dell'anno, scusate, della stagione ancora presto. Ci siamo, manca pochissimo, gli arbitri stanno ultimando gli ultimi dettagli. Possesso Laniene con la maglia nera, Italian Coffee Petrarca invece maglia rossa. Sanna e Capitan Taloni pronti a dare il via alla 15ª giornata del campionato di Serie A. Arriva l'ok dell'arbitro e arriva in questo momento anche il fischio. È cominciata Cybert Laniene Italian Coffee Petrarca. Sanna, Alemao a gestire questa prima azione giallonera. Anas, Sanna dialoga subito con Anas. Il possesso è però del Petrarca, squadra avversaria. Petrarca gestisce ora il pallone nella sua metà campo, chiama già la giocata. Ancora il ottimo possesso, velocissima questa prima azione biancorossa. Laniene marca sempre d'uomo, ora Sanna con grandissima esperienza tocca il pallone prima dell'avversario, carambola e rimessa laterale giallonera. Recupera il possesso ora la Cybert Laniene con Anas lungo l'out di destra. Passaggio all'indietro per Tim, trova un fendente, però il pallone viene preso dalla formazione avversaria. Il tiro deviato poteva diventare pericolosissimo. Attentissimo però dall'altra parte Alemao con la maglia numero 14 ad allontanare. Rimessa laterale ora pericolosa del Petrarca. C'è Alba, spinta di Taloni, giudicata regolare. Ancora il Petrarca un po' in difficoltà, riesce comunque a gestire il pallone. Anas recupera la sfera, la palla ancora buona. Tenta un numero, non riesce, rimessa dal fondo, 18:37 alla fine, appena iniziata, ancora le squadre sono in una fase di studio. Non ci sono state grandissime occasioni né dalla parte né dall'altra. Tim, subito Anas ha tanto spazio, può puntare il mancino, va sul destro, la mette dentro, portiere smanaccia e la Cybert Laniene conquista il primo calcio d'angolo della partita. Sulla battuta va Alemao, si muove Taloni, arriva il pallone a Sanna, rasotera, il pallone rimane lì, momento di confusione, il pallone ritorna a Sanna che può provare ancora il tiro, viene messo giù e dopo il primo calcio d'angolo la Cybert Laniene conquista anche la prima punizione. All'altezza del tiro libero, spostati verso la linea laterale, Sanna si è mosso ed è stato steso. 18-19 alla fine, la Cybert Laniene conquista il primo fallo e potenzialmente la prima occasione. Sul pallone Anas sta sistemando in questo momento il pallone. Fischio dell'arbitro, Anas lascia lì il pallone per Sanna, è uno scambio per Alemao, si perde un po' l'effetto sorpresa, ora Sanna di prima, pallone esce di poco, azione elaborata ma comunque efficace, il pallone è uscito non di moltissimo alla destra del portiere Moretti. Basta lì.
Moretti che inizia proprio adesso l'azione. Pallone verso Del Pizzo, scaricato al numero 8 Shaker. Ora errore in fase di possesso, imposta Alemao per l'Aniene. Sanna, ancora Alemao, gestisce con Anas. Alemao cerca l'imbucata per Sanna, che è bravo a girarsi. La deviazione, la palla non esce, esce in questo momento. Saibert l'Aniene pericolosissima con Alemao e Sanna, ma è solo calcio d'angolo. Vediamo adesso come sfrutteranno questa occasione i ragazzi di mister Micheli. Anas ha trovato una deviazione, forse non si aspettava proprio il pallone su di lui. Ora riparte il Petrarca Padova con il numero 9 Urio. Lo scambio, Anas fortissimo in pressione, costringe quasi all'errore e poi allontana, ma il Sardella non riesce a tenere il pallone in campo. Alemao, Anas, non cambia ancora il quintetto Mauro Micheli. Possesso ora il capitano Dudu Costa. Retropassaggio impegnativo per il suo compagno. Ora ancora Sardella in impostazione. Padova allarga e Sanna invece riesce comunque a deviare il pallone, ma il possesso è ancora del Petrarca Padova, che ricomincia adesso l'azione. Si muovono tanto i ragazzi di mister Giampaolo, ma l'Aniene è bravo ad occupare ogni singolo centimetro del Palatulib. Ora esce Tim a valanga, uscita forse un po' pericolosa di Sardella, si fanno male tutti e due. Tim è rimasto a terra, entra adesso il contributo del dottore. Ma l'ho capito, ma se schieri va si gira e guarda di là. E che calma che l'hai vista? Che fa per calma? Ti eri girato? Con Tim a terra c'è una sorta di time out in campo, gli allenatori approfittano per dare qualche consiglio utile ai giocatori. Si parla soprattutto in mezzo al campo. Ora vediamo Sanna con l'occhio con Taloni, dall'altra parte Alba che sta facendo una sorta di time out vero e proprio con tutti i giocatori accerchiati. Si rialza in questo momento Joao Tim, smorfie di dolore sul viso, ma è in grado comunque di continuare la gara. Si stava scaldando già Costantini. Si rimette seduto il secondo portiere e Joao Tim si riprende il posto che gli compete di più, l'area di rigore. 16:45, siamo fermi da un po' per l'infortunio, per fortuna dell'Aniene, rientrato di Joao Tim, e ora è ricominciata anche la partita. Padova in possesso palla, 1-2 un po' troppo potente, regala il possesso alla Saibert l'Aniene. Anas sul punto di battuta. Alemao, il filtrante per Sanna, non ci arriva ma comunque applaude l'intenzione del compagno. Il lungo rinvio, esce Tim di testa, la mette in fallo laterale. Intervento da difensore vero e proprio, più che da portiere. Era Del Pizzo sul punto di battuta, forte in mezzo. Joao Tim para.
la appoggia corta per Anas, che può partire a spazio. La tocca per Taloni, Taloni la porta ancora dentro l'area di rigore, il guizzo, e poi il tiro termina addosso al portiere avversario. Anas, punto di battuta. Pallone arriva a Sanna, finta di lascia Anas, pure Anas velocissimo alla sua offensiva. Partire adesso il capitano dell'Italian Coffee Petrarca. Sfida Lemao, Lemao però è bravissimo ad intercettare la sfera. 15:46 nel frattempo alla fine del primo tempo. Gara molto bloccata, ma ce lo potevamo aspettare. Una partita molto delicata per entrambe le formazioni. Ora uno schema che ha portato al tiro Dudu Costa. È ripresa intanto con Alemao, sempre in fase di impostazione. Nel frattempo è entrato Villalba e Mazzoni, sono entrati per l'Aniene. Mazzoni cerca proprio Alemao. Di nuovo il numero 35 giallo-nero impegna Dudu Costa. Ricominciamo da Alemao. Villalba non passa il dribbling, fortuna il pallone gli rimane vicino e può ricominciare da Joao Tim, che lancia per Sanna. Abbiamo visto spesso questa soluzione, ma questa volta il lancio per il bomber della Saibert Italiane si è rivelato un po' impreciso. Ora arriva all'improvviso la rete di Sardella, che ha approfittato di una palla alta e in girata ha trovato un ottimo gol, una grande rete che porta il Petrarca Padova in vantaggio. Dai, andiamo testa. Tutto da rifare per la Saibert Italiane, che stava mostrando grande personalità in queste prime battute, ma il Petrarca Padova al primo vero tiro in porta ha trovato la rete del vantaggio. Ora Alemao, una palla alta per Sanna, difficilissima da tenere giù. Rimessa laterale Padova. Laterale sempre uno. Ricomincia dal portiere il Sanna in pressione, costringe l'errore, Villalba batte in fretta per Alemao e si coordina, ha dovuto accelerare il suo tiro e il pallone è terminato altissimo. Ora Sanna si fa saltare, arriva Villalba in ripiego. Dudu Costa. Adesso sale la pressione dell'Aniene. Villalba. Ancora Jorge Alba sul pallone, la dà Dudu Costa. Siamo nella metà campo giallonera. Di nuovo Jorge Alba. Giro palla un po' complicato. Comunque il Padova tiene il pallino. Adesso infatti lo stavamo dicendo che era un giro palla complicato. Arriva l'errore e il portiere tocca 2 volte la palla nella stessa azione. Punizione indiretta, ma c'è anche un time out chiamato da mister Micheli a 14 minuti e 5 secondi dalla fine del primo tempo. Beviamo fuori signori, beviamo fuori. Sento male, sento male. Vai tranquillo, fai le cose bene. Ogni tanto io mi perdo. Io mi perdo pure, non so fare. Cazzo, sono tutti neri con quel panchino. Sì, c'è un cazzo. No. Vai. Time out scaduto.
Mazzoni sistema il pallone. C'è anche Sanna, anche Alemao è in zona tiro. Ricordiamo però che la conclusione è di seconda, quindi probabilmente Mazzoni sarà l'appoggio. Ultimi ritocchi alla barriera. Edu, leggi la palla, leggi dove passa. Ok. Ho capito, un po' di flessibilità, la palla sta ferma, tutto quanto. Arriva il fischio dell'arbitro, Mazzoni la tocca per Alemao, per Sanna, forse tocco di braccio, protestano tutti, protesta tutto il palazzetto, ma l'arbitro era lì vicino e ha giudicato l'intervento regolare. Ora Alemao, si infiamma ora il Palatoliv. Sanna per Alemao, arriva adesso Villalba, tenta un gioco di gambe, punta Dudu Costa, il tiro di Villalba, pallone però termina alto sopra la traversa difesa dal portiere Moretti. 13:49, subito un episodio da Moviola. Ora di nuovo il Padova ad impostare l'azione. Dudu Costa un po' in difficoltà dalla pressione di Sanna, che adesso carica tutti. Mazzoni sullo spunto di battuta, all'indietro per Schirina appena entrato. Villalba, Mazzoni cerca di accelerare adesso la manovra Laniene. Giusto l'idea, peccato per la realizzazione di questo passaggio da parte di Schirina, che non ha trovato il suo compagno di squadra Sanna. Quindi rimessa laterale Padova. Dudu Costa, Jorge Alba, ancora porta palla centrale, impegna Sansoni, lo salta. Buona giocata di Jorge Alba, ora Dudu Costa, salta Sanna ma il pallone termina fuori. Arriva Schirina sul punto di battuta, Mazzoni, Villalba. Ancora Mazzoni, eccolo Cullani, ancora una presenza per dire giovanissimo, il più piccolo di Casagnene, appena 16 anni, classe 2003 per Lorenzo Cullani, ma grandissima personalità, è uno dei talenti nel panorama del futsal nazionale più puri. Ora Mazzoni per Schirina, chiama palla proprio Cullani, il pallone arriva però a Villalba, punta Jorge Alba. Gioco di gambe di Villalba, Jorge Alba attentissimo e la mette in fallo laterale. Villalba per Mazzoni, il pallone impreciso, parte il Padova nella transizione offensiva, arriva addirittura alla conclusione, ma esce di poco. Mazzoni, si muove Cullani, prende la palla, la protegge, la appoggia Schirina. Schirina fermato dal muro bianco-rosso imposto a centrocampo. Ora tutto regolare, sembravano ci fossero gli estremi del fallo. Intanto Villalba manda a sedere l'avversario, si porta in zona pericolosissima e Schirina non riesce a restituire palla al compagno e la Cybert Laniene guadagna un calcio d'angolo. Grandissimi spunti, l'intervento di Schirina giudicato regolare, poi Villalba adesso una conclusione terminata alta. 1. Moretti, pallone tesissimo per Vinicius Sardella che protegge palla, si gira ma perde il possesso. Ora Mazzoni non riesce a trasformare questo contropiede in gol. Palla alta, Villalba la mette giù, si allarga Schirina e Villalba con la sua conclusione guadagna un calcio d'angolo. Adesso la Cybert Laniene sta costantemente nella metà campo biancorossa, manca solamente il gol. Villalba, Schirina di prima, di pochissimo esce la conclusione di Angelo Schirina.
sta premendo veramente sull'acceleratore la formazione di mister Micheli. Ora sempre il Padova in possesso palla. Mazzoni pressa fortissimo Jorge Alba, bravo però a crearsi un po' di spazio tra lui e l'avversario. Ora Mazzoni però non lo lascia respirare. Moretti è costretto al lancione, non va però a buon fine, si riprenderà con il possesso palla per l'Aniene. C'è Joao Tim che l'appoggia a Schirina e ora Mazzoni cambia tutto a cercare Edu Villalva. Cullani, buono lo spunto, lotta in mezzo a due e poi però commette fallo. Primo fallo anche per la Seibert Laniene e time out chiamato da mister Giampaolo. Quindi con questo si chiudono i 2 time out a disposizione per le 2 squadre in questa prima parte di gara. Fischia l'arbitro, ricomincia la partita dopo il timeout chiamato dal Padova. C'è Moretti, sbaglia il passaggio per il suo compagno, rimessa tra le Aniene. Schirina, Mazzoni, non si intende con Cullani. Il possesso però rimane ancora giallo-nero, c'è stata una deviazione. Mazzoni sul punto di battuta si prepara ad iniziare l'azione. Il passaggio è per Schirina, di nuovo rimessa tra Daniele, batte ora Mazzoni per Villalva. Schirina illude il pressing dell'avversario, ora Cullani poi in difficoltà sulla pressione, restituisce palla a Joao Tim che lo cerca di nuovo di testa. La palla alta di Moretti, Villalva in 2 tempi riesce a salvarla con una grandissima giocata individuale. Ora si rimette dalla parte opposta, Murato da una scivolata dell'avversario e addirittura la carambola poi gli torna addosso e la rimessa laterale è quindi della Italian Coffee Petrarca. Sfortunatissimo qui Edu Villalva che aveva fatto un break molto pericoloso. Moretti, Jorge Alba pressato da Schirina, riesce ad allungare e ora però l'Aniene recupera palla sull'errore del Padova. Mazzoni per Sanna, c'è Villalva, viene lì, temporeggia il movimento di un compagno dall'altra parte per Schirina che prova un tunnel, riesce a metà. Rientra nel frattempo Anas. Ora Mazzoni proprio per Anas. Villalva, gli lasciano tanto spazio lungo l'out di sinistra. Villalva arriva al movimento di Mazzoni, di prima per Sana, ancora riesce a darla a Villalva, spazio per tirare, finta, viene ripreso. Ora può partire Jorge Alba ma sbaglia anche lui. Fase adesso molto concitata e un po' confusa per entrambe le squadre. C'è Anas che temporeggia per l'entrata in campo di Alemao. Anas può puntare, cerca di prima il tiro e Sanna ha provato addirittura con il tacco un gol che sarebbe stato bellissimo. Ora Anas
non ci si ferma un attimo, comunque i ritmi sono veramente altissimi in questa fase. Ora Villalba la tira addosso, poi bravissimo nella ribattuta Andrea Vitale a calciarla proprio in rimessa laterale. Adesso si sta chiudendo molto il Petrarca Padova. Si riposano però. Anas, il guizzo in mezzo a due, guadagna la rimessa laterale, finta no look di Anas per Sanna. Uno, appoggia qua, sali Anna. Basta, non troppo, basta. Seguilo. Moretti, Vai, Dudu Costa, lavora adesso. Dai in difficoltà. Ora c'è la pressione alta dell'Aniane con Alemamo, al Padova riesce ad uscire, viene ricacciata nella metà campo. Alemamo, la pressione fortissima, senza fallo, l'Aniane conquista la rimessa laterale, posizione pericolosissima. Sul punto di battuta il numero 14 Alemamo, larga per Taloni, prova la botta Taloni, Moretti è un gatto. E poi Sanna commette fallo lì dove non serviva a nulla. Basta. Secondo fallo Saibert Laniene. Adesso Sanna a colloquio col direttore di gara. Andiamo Rafa. Basta, fermo lì, poi ci vai. Del Pizzo inizia l'azione, Moretti, pressione di Anas, la mette dentro per Sanna che trova il pari sulla grandissima giocata di Anas, che ha recuperato il pallone, ha visto dentro il suo compagno e Sanna spietato ha portato la Saibert Laniene sul pari 1-1. Grazie. 8 minuti e 50 secondi alla fine del primo tempo. Laniene trova la rete del pari grazie sempre al solito Rafa Sanna, nemmeno a dirlo, e adesso subito a recuperare un pallone e si prende una rimessa laterale. Sanna sta letteralmente trascinando tutti. Anas, Alemao imposta, eccola ancora Anas, si sposta palla, Alemao ha spazio, Taloni ricomincia, spalla alla porta, ricomincia da Giao Team. Alemao, Anas, può partire Anas, la rimessa laterale è per il Petrarca Padova. Grande guizzo ancora una volta di Anas, è imprendibile su questa zona di campo. Esce bene ora il Padova, ma il passaggio però è sbagliato. Ora Alemao cambia tutto per Anas, che può ancora puntare, pallone per Sanna, la mette giù, all'indietro ancora per Anas, la grande conclusione potentissima. Peccato però per lui che le è finita centralmente, quindi per Moretti non è stato un problema parare questo pallone. Sanna è il primo dei cattivi di questa partita, cartellino giallo. Se lamenta perché non era fallo. Ma per la protesta forse sì, ma non era fallo. Se non fischia non se lamenta. Dudu Costa, Jorge Alba, ancora pressato, adesso raddoppiata addirittura con il movimento di Anas. Rillo non fa girare l'avversario. La rimessa è ancora del Petrarca Padova. Jorge Alba, Dudu Costa lascia al compagno, servito ancora Jorge Alba. Sardella, Dai. Anas in scivolata, la tiene viva Anas,
può andare il dribbling al portiere e Anas trova una grande rete, recupera palla e scivolata, salta il portiere e insacca la rete del 2-1. Cambia di nuovo il parziale qui al Palatuliv, l'Aniene ha ribaltato il risultato, 7:33 dalla fine, Sanna e Anas sono le due firme. Ora il Petrarca con Dudu Costa subito pericoloso, Joao Tim è costretto agli straordinari. Rimessa laterale Padova, vediamo adesso come risponderà la squadra di Giampaolo. Pallone ricacciato indietro per Moretti, ora Dudu Costa. La tiene Sardella, si gira, la conclusione neutralizzata da Joao Tim che la mette in fallo laterale. Ora ancora Sardella, protegge palla, scivola sul pallone, può ripartire Sanna, seguiamo questa azione, fermato da Jorge Alba. Taloni adesso predica un po' di calma, pallone all'indietro per Joao Tim, il lancio proprio per Sanna, la tocca Moretti e la Saibert Aniene guadagna un calcio d'angolo. Partita che si è infuocata nel giro di 3 minuti, primo tempo bellissimo, ma gli ultimi 3 minuti sono stati veramente intensi. Ora Daniel Taloni, la palla alta per Sanna, la tocca Anas, esce di pochissimo sull'esterno della rete. Ora Jorge Alba, imposta per Sardella. Eccolo il capitano Dudu Costa, lungolina per Sardella. Preso da Taloni, la palla esce per Jorge Alba, in difficoltà, riesce comunque a servire il suo compagno e poi Sardella invece non riesce a tenerla, perciò la rimessa laterale per la Saibert Aniene. Sei minuti e 31 secondi. Schinina, Sanna la protegge, la lascia Schinina, il movimento di Taloni, messo giù Taloni. Un colloquio qui tra il direttore di gara e Sardella, che molti giocatori chiedevano il cartellino giallo, ma l'arbitro invece va per l'ammonizione verbale. Tanto Taloni rimane a terra, ma nulla di che, si rialza subito. La fa 30 secondi e viene a recuperare un minuto. Occhio e Anas. La lunga rincorsa di Sanna, sarà lui a battere questo calcio di punizione. 6 minuti e 22 secondi al termine del primo tempo. Parte adesso Sanna, la lunga rincorsa, la lascia lì per Schinina, la tocca male però, riparte il Padova. Temporeggia Sardella, cerca Jorge Alba, impegna Anas, gioco di gambe, Anas lo tiene. E poi però il pallone esce sulla grande pressione di Anas, che sta giocando una partita veramente importante. Tra i migliori sicuramente insieme a Sanna, ma in questo momento bravi tutti quanti in casa Aniene. Ora Joao Tim lancia per Medici, appena entrato, mette in difficoltà il suo diretto avversario e l'Aniene guadagna l'ennesimo calcio d'angolo di questa partita. 6 minuti esatti alla fine. Taloni, palla alta per il movimento di Mirko Medici, stop a seguire il tiro che esce non di molto. Ottima giocata di Mirko Medici. Jorge Alba fermato dalla doppia marcatura di Anas e Alemao, i due nuovi acquisti più recenti di questo ricco mercato dell'Aniene, che ha cambiato praticamente
più di metà squadra. Batte il Padova sul secondo palo, si impegna Jorge Alba ma non riesce a spizzare il pallone in rete. Quello fa il gesto e viene ammonito però, Ora Joao Team ricomincia l'azione per Alemao, imposta per Medici. Anas, controllo un po' difettoso ma comunque efficace. Ora Alemao da intensità, Medici di prima per Anas. Ancora Anas, pallone incollato ai piedi, taloni. Alemao, lungolinea, la prende Medici, esce bene Laniene con Alemao. Ancora il guizzo di Alemao, solo davanti al portiere. Il pallonetto finisce fuori di pochissimo. Ma che giocata ha fatto Alemao. Calcio d'angolo, parte Taloni, palla alta per Anas che la mette giù, si coordina Anas, esce di pochissimo, conclusione potentissima. Urio, anche Alba non riesce a stoppare la bomba del suo compagno, più che un passaggio. Entrato di nuovo Mazzoni. Ora Alemao che ha sfiorato poco fa la rete del 3-1. Ora Team, solito lancio, la prende e la blocca questa volta Moretti. Ora ancora Jorge Alba, sicuramente il più attivo in casa Padova. Punta Mazzoni all'indietro, il numero 8. Pressione ancora di Villalba. Mazzoni bravissimo a recuperare questo pallone e darlo a Team. Alemao, 4 minuti e 30 secondi adesso alla fine del primo tempo. Intanto Villalba cerca con un pallonetto il suo compagno Alemao. Lancio un po' impreciso, leggermente impreciso, non può arrivarci Alemao e quindi Dudu Costa imposta l'azione offensiva del Padova. Ora così e così il possesso del Padova, ma riesce comunque a tenerlo sempre con Jorge Alba. Allontana tutto a cercare in questo momento Urio, lungolinea, Dudu Costa si impegna anche Villalba in scivolata, riesce a fermare l'attacco. Dudu Costa sul punto di battuta, lascia però il pallone a Jorge Alba, la tira addosso a Schirina, forse tocco di braccio, tutto regolare. Mazzoni si impegna, la palla rimane lì, attenzione a questa azione e il Padova trova la rete del pareggio all'improvviso con una grandissima giocata in velocità, un'imbucata centrale. Erano due lasciati soli davanti a Joao Team che non poteva fare nulla in questo caso. Il Petrarca Padova trova la rete del pari quando mancano 3 minuti e 57 secondi alla fine del primo tempo. Villalba, Schirina, Medici, si muove Mazzoni al centro, può girarsi, la conclusione viene ribattuta. Chiedevano la rimessa laterale i giocatori del Padova, ma c'è Villalba sul palo. Mazzoni di prima per Medici, la sporca, potenziale occasione da gol. Ora Jorge Alba contro Mazzoni, passa Jorge Alba, Mazzoni si impegna, poi Schirina arriva, ci mette il punto esclamativo. Medici, Mazzoni, Villalba, ancora Medici, Mazzoni raddoppiato, riparte Jorge Alba, Schirina su di lui, arriva anche Medici, pallone regolare. Un po' confusa, Jorge Alba è caduto forse per una spinta perché l'arbitro ha assegnato il calcio di punizione. Pensavo inizialmente fosse rimessa laterale.
Dudu Costa sul punto di battuta. Fischio dell'arbitro. Pallone poi è rimasto lì, ha tirato in porta Del Pizzo. Conclusione però che non ha impensierito Jotim. Villalba per Vinicius Mazzoni. Ora Schinina. Ancora Sanna, ricomincia la Schinina. Villalba si gira, non c'è spazio. Sanna, Mazzoni, Villalba, gioco di gambe. Villalba può puntare, pallone che esce di pochissimo. Soluzione mancina per Villalba, l'abbiamo visto segnare sia di destro che di sinistro che di tacco. Villalba ha risorse infinite, questa sua conclusione è finita fuori di pochissimo. E ora Moretti, inizia l'azione biancorossa. Dudu Costa in difficoltà adesso, il numero 12 Andrea Vitale. Mazzoni, Schinina, 1-2. Fermato però. 2 minuti e 14 secondi. Schinina imposta l'azione. Villalba, Mazzoni di prima, impatta però su Sardella. Ancora stesso epilogo di prima. Ora qui fallo di Mazzoni, calpesta Sardella. E l'Aniene con questo fallo di Mazzoni arriva a 5 falli commessi. 2 minuti da giocare, questo potrebbe essere un fattore importante per questo primo tempo. Vediamo come gestirà il fallo l'Aniene e se il Padova riuscirà a conquistare il tiro libero. La giocata parte Vitale, calcio d'angolo, proprio Vitale sul punto di battuta. Palla alta ad uscire, conclusione al volo, deviata dalla schiena di Mazzoni. Poi tutto regolare, il pallone non esce, esce in questo momento sulla linea laterale, la prende Villalba. Mazzoni ricomincia da Jotim, cercatissimo dai compagni di squadra per questi lanci. Sanna la tiene viva, entra Anas, poggia per Edu Villalba, gioca con Sanna che allarga di nuovo per Anas. Villalba adesso si è chiusa interamente sotto la linea della palla il Petrarca Padova. Schinina contro Vitale, si sposta palla sul sinistro, conclusione per Sanna, fermato da un'ottima chiusura di Vitale che allarga. 1 minuto e 3 secondi alla fine. Dudu Costa cerca Vitale, non può arrivarci, rimessa dal fondo della Saibert Laniene. Rientra anche Alemao e inizia adesso l'ultimo minuto di questo bellissimo primo tempo. Sanna, Alemao, Anas, lungolina per Sanna che si gira, il pallone rimane lì, se l'è ritrovato sotto il giocatore del Padova. Ora ancora Sanna rimane su pressione, ma Alemao anticipa, c'è Villalba, ancora un gioco di gambe, impegna Anas. Anas, ma che giocata ha fatto Anas per Sanna di tacco, parata di Moretti, giocata spaziale di Anas, spaziale. Ora Alemao per Villalba, ancora Sanna, spalle alla porta, aspetta un movimento del compagno, arriva Anas, un po' difettoso la sua conclusione, forse è scivolato al momento del tiro. Ora Alemao protegge palla, la rimessa laterale. La rimessa laterale però è del Petrarca Padova. Andiamo a vincere per dire tempo. Questa proprio per dire tempo è una cosa proprio bella. Tanto ammonito tra le fila della Saibert Laniene Alemao per aver tenuto il pallone. Questa è stata
Decisione del direttore di gara, 17 secondi. Vediamo di chi sarà l'ultimazione del primo tempo. Batte il Padova adesso. Vitale con lo scarpino slacciato. Gioca però Jorge Alba. Ottima imbucata per Vitale, raddoppiato da Alemao e Sanna. La rimessa laterale della Cyber Telaniene, 6 secondi. Forse ci sarà il tempo giusto di un'ultima imbucata. Alemao sul pallone, Anas la porta, 5 secondi, palla alta, intercetta Vitale e probabilmente si chiude adesso la prima frazione sul punteggio di 2-2, un punteggio sicuramente meritato per entrambe le squadre. Aniene bravissima a giocare, a recuperare, e il Padova molto più cinica a sfruttare le sue occasioni.
Tutto pronto per vivere insieme questo secondo tempo tra Cybertel Aniene e Italian Coffee Petrarca. Le due squadre hanno chiuso la prima frazione sul 2-2, una partita bellissima, semplicemente bellissima, con l'Aniene che ha ribaltato il vantaggio iniziale di Sardella grazie alle reti di Sanna ed Anas, ma che verso la fine del primo tempo ha subito il gol del pari e ha chiuso quindi il primo tempo in parità. Ora siamo pronti a vivere questo secondo tempo con il fischio dell'arbitro che arriva adesso. Possesso Petrarca Padova. Jorge Alba, palla alta, trova il petto di Schirina. Anas dall'altra parte, Schirina, gioco di gambe, pallone in porta, la palla però non esce. Ora Sardella in pressione, la gestisce benissimo per un suo compagno, per Jorge Alba, che con personalità dribbla davanti la porta di Moretti, poi si porta appresso Taloni, ma la palla arriva a Sana, un 3 contro 2, Anas di prima, sulla conclusione di prima non trova però lo specchio della porta. Ora già dall'altra parte con Jorge Alba, Schirina, ciao team, Taloni, Sanna, Schirina, movimento di Anas, capisce tutto Jorge Alba che lascia lì, ma Anas è più veloce di lui, la recupera con un guizzo incredibile, poi arriva Schirina, chiede una deviazione. Sardella non la tiene dentro, lancio un po' impreciso di Moretti. Jotim, esplodere il suo destro per Sanna, la sponda, un tiro grosso con il ginocchio, è uscito fuori una cosa imprevedibile per Moretti che comunque è stato attento. Ora già dall'altra parte Anas, Sanna si accentra, Sardella attentissimo, recupera palla, poi Sanna lotta, il pallone esce e la rimessa laterale è per la Cybertel Aniene. Le due squadre hanno iniziato esattamente come hanno finito il primo tempo. Anas sulla barriera, ora Taloni per Schirina, eccolo Anas, palla alta, Taloni si era coordinato per un'acrobazia. Schirina, Anas, punta l'avversario, Anas, solita giocata, ora rimane a terra però Shaker. Si tocca lo stinco sinistro, all'altezza della caviglia. Restituisce palla Rafael Sanna. Ora Moretti può impostare l'azione del Petrarca Padova. Pallone lunghissimo per Sardella che la prende di testa, forse l'ha presa Jotim. Attimi di confusione, la rimessa laterale no, è dell'Aniene. Si è creata un po' di polemica perché l'arbitro inizialmente l'aveva assegnata al Petrarca Padova, ma poi è tornato sui suoi passi. Ora Taloni la tiene lì,
È stato un altro scontro, non si è capita bene la dinamica perché Taloni era rientrato sul sinistro, poi è stato steso o è inciampato. Fatto sta che ha ricevuto un colpo in viso. Inizio di tempo molto spezzettato, tante interruzioni. Ora Jotim la prende, non la fa uscire. Si prende quasi tutti i secondi, poi Anas con l'esterno del piede la lascia a Sanna in mezzo a due. Deve proteggere palla, si lotta nella zona di campo, pallone secondo, l'arbitro è uscito. Adesso il Paladoliv si infiamma. Continuano le proteste, in ogni decisione da una parte e dall'altra, qualsiasi cosa succede in campo scatena le polemiche dei protagonisti del parquet. Taloni, grande pressione, ma Jorge Alba riesce ad andare via e qui arriva il cartellino giallo anche per Capitan Taloni. Fallo fischiato ai danni di Jorge Alba, notevolmente il migliore in campo della formazione ospite. Grandissima chiusura ora di Sanna sul suo avversario Del Pizzo. Che batte lui il calcio d'angolo. Palla forte in mezzo, Taloni riesce a conquistarla. Rimessa laterale Padova, Dudu Costa sulla battuta, Del Pizzo la porta centralmente, non c'è pressione, arriva ora Sanna ma Del Pizzo la scarica per Dudu Costa. Jotim Alemao adesso con calma gioca per Anas. Ancora Alemao per Taloni, va via Anas. Alemao chiama un movimento di Sanna, la protegge, spalla alla porta, aspettano l'arrivo del compagno. La spizzata di Anas, la riprende Alemao. Taloni Anas per Sanna, può fare esplodere, invece il passaggio prende Dudu Costa subito che brecca verso la porta di Team, ma il tiro poi finisce fuori. Alemao subito per Anas, che ha deliziato il pubblico del Paladoliv con giocate di altissimo livello. Ancora porta palla, fa spartire il mancino fermato da Moretti. Ora Del Pizzo parte in velocità, scambio corto per Dudu Costa. Ora Jorge Alba, pallone che forse è uscito, sì, è sicuramente uscito a giudizio dell'arbitro e alle non proteste dei giocatori del Petrarca Padova. Quindi si ripartirà con una rimessa laterale per la Cyber Telaniene. L'incaricato è l'argentino Villalba. 15 minuti e 31 secondi nel frattempo ci dividono dal triplice fischio. Alemao, Anas, non si intende con Taloni, la palla sfuma, rimessa laterale. La tiene Urio, bravo a tenerla dentro. Ora Alemao ci mette il piede e ricaccia l'Italian Coffee nella propria metà campo a battere questa rimessa laterale.
Lo scarico all'indietro per Del Pizzo. Si gira per Jorge Alba. Ancora la fortissima pressione di Anas. Ora il pallone a Moretti. Lancio lungo, Villalba la stoppa di petto. Supera Del Pizzo, la lascia da Anas. Cerca il suo capitano Taloni. Cambio gioco per Alemao. Corto Taloni. Ecco Edu Villalba. Prova la conclusione, tiro deviato. Facile preda di Moretti. Ora Jorge Alba, Del Pizzo. Esce almeno in un primo momento il Petrarca, ma il suggerimento è nel nulla di uno dei suoi giocatori, e quindi ora l'Aniene di nuovo in possesso palla con Anas che cambia tutto a cercare Villalba, non riesce a tenere in gioco il pallone. La rimessa laterale sarà quindi per il Petrarca Padova. C'è Del Pizzo sul punto di battuta, pronto ad iniziare l'azione. Ora la tiene Sardella, si gira, ancora Sardella, tiene palla lì. Del Pizzo lo invita a rialzarsi il direttore di gara. Vitale, ancora per Del Pizzo, messo giù da Schininà. Questa volta c'è il fischio del direttore di gara. - 14 minuti e 6 secondi e calcio di punizione per il Petrarca Padova. Il pallone va a Sardella, la deviazione di Del Pizzo, che brividi sulla schiena dei tifosi del Palatuliv. Alemao, Schidina, ancora Alemao, Mazzoni di prima, il lancio è giusto nell'idea ma non nella realizzazione, perché il pallone termina fuori. Moretti, ancora un errore in impostazione. Villalba viene anticipato dall'ottima chiusura del suo avversario con la maglia biancorossa. Ancora Villalba, supera Vitale, rinviene, forse tocco di braccio, non segnalato l'arbitro tra le proteste del Palatuliv. Ora ancora Del Pizzo, Schirinà lo tiene lì. Vitale gestisce palla centralmente. Ora Alemao di forza anticipa il suo avversario, arriva palla a Schirinà che spreca la grande occasione tirando alto. L'Aniene qui si è resa protagonista di una grandissima azione iniziata da Alemao, che ha sottratto palla con la forza al suo avversario, ma Schirinà non è stato abile e perfetto nella realizzazione verso lo specchio della porta. Batte Villalba all'indietro per Schirinà. Ora Alemao, Mazzoni, Schirinà, aspetta l'arrivo di Villalba. Ancora Schirinà, cede ora palla al suo compagno con la maglia numero 11. Gioco di gambe, si ritorna da Alemao. Continua il possesso giallo-nero con Villalba e cerca l'imbucata per Mazzoni, fermato però dalla doppia chiusura di Sardella e Vitale. Ora Del Pizzo, ancora per Vitale. Esce bene ora il Padova con Del Pizzo che cerca Sardella, che nonostante lo sforzo non riesce a tenere il pallone in campo. 12 minuti e 40 secondi, poco più di metà primo tempo, alla fine di metà tempo, scusate, alla fine del match. Mazzoni, Sanna, costretto a ricominciare da Schirinà. Villalba prova un 1-2 con Sanna, ricomincia da Schirinà, sale ora il ritmo, ancora Villalba contro Del Pizzo, tiro di punta, doppia deviazione di Del Pizzo prima e di Moretti poi, e l'Aniene guadagna un calcio d'angolo. Sanna prende il pallone e va sul punto di battuta. Palla alta per Edu, la prende Schirinà, ma prende Jorge Alba e si ritorna quindi da Joao Tim che porta palla e la porterà forse fino al cerchio, anzi no,
Scarica ora per Edu Villalba. Ancora il talento argentino. Scarica palla Schirinà. Mazzoni. Ancora Schirinà. Contro Vitale. Porta palla. Se la larga sul mancino. Lo scarico sul secondo palo per Sanna. È impreciso. La partita proseguirà con una rimessa dal fondo. C'è Moretti. Il lancio con le mani per Jorge Alba. Giautim la prende di testa ancora Schininali, indietro per il suo portiere che cerca subito Sanna, la tiene, aspetta l'arrivo di un compagno del Pizzo, è bravissimo a tenerla e lanciare l'offensiva biancorossa, fermata però dall'intervento di Villalba che sottrae il pallone all'avversario e adesso imposta gli ordini ai suoi compagni. Sanna, l'out di sinistra, centrale per Edu, fa partire la gran botta deviata, calcio d'angolo all'improvviso. Edu Villalba scarica un siluro verso lo specchio di Moretti. 11 minuti e 28 secondi. Schirinà batte subito per Sanna, conclusione finisce però alta. Era Moretti veloce di prima, Giautim la stoppa di petto. Adesso giocano un po' a ping pong i due portieri. Moretti adesso sceglie l'opzione corta per Vitale, pressato da Villalba, ancora Vitale. Jorge Alba supera Schirinà agevolmente, poi se passaggio per Vitale, fermato da Sanna e riparte ancora una volta Villalba, ritmi infernali al Paladoliv. Adesso infatti Villalba cerca di far respirare lui e i compagni. Pallone da Lemao, 10:54 alla fine. Mazzoni può andare, suggerimento corto, guai a perdere palla lì. Mazzoni è bravo a tenerla da Lemao. Villalba contro Vitale, arriva il blocco di Sanna, giudicato regolare. Arriva Mazzoni al cambio, entra Anas. Alemao per Sanna, ancora Alemao. Ampia fase di possesso ora della squadra di Mister Micheli. Ora Villalba ha provato una conclusione con il mancino, conclusione sfortunata, è uscita di molto. Nel frattempo dall'altra parte gioco fermo, c'è Jorge Alba che si tocca la caviglia sinistra. Richiesta assistenza medica, non ce la fa a camminare, vediamo vistosamente zoppicare. Adesso aiutato, che è una bella immagine questa per lo sport, aiutato dai suoi avversari che adesso addirittura lo sollevano perché Jorge Alba non ce la fa a proseguire a stare in piedi più che altro. Vediamo se magari con un po' di ghiaccio riuscirà a tornare in campo. Questa potrebbe essere un'assenza pesante sia per il Padova che per lo spettacolo in campo. Moretti lancia a cercare Sardella, non può arrivarci. Giautim la batte corta per Alemao, la palla alta per Taloni, lo stop a seguire, Taloni la tiene dentro e poi Moretti in scivolata la mette in fallo laterale. Anas fuori per Alemao, di nuovo per Anas, un gioco di gambe, il pallone per Alemao, suolata, arriva Taloni, il tiro di Taloni e le mani di Moretti. 10 minuti esatti in questo momento, siamo a metà secondo tempo. Tanto c'è ancora un problema per un giocatore del Padova, però non capiamo. Ah no, scusate, non è nessun problema di infortuni, è semplicemente il parquet bagnato e quindi servirà l'intervento dello spazzolone.
Ricomincia adesso la partita con Taloni, palla alta per Sanna, stoppa di petto, prova la conclusione, guadagna un altro calcio d'angolo. Alemao batte lui alto, la spizza. Ora Anas, ancora fase confusa, va giù del pizzo, l'arbitro però non fischia. Ora Alemao prosegue l'azione per Sanna, è già rientrata tutto al Padova. Alemao sul centro area, la deviazione è però di un giocatore del Padova e la rimessa laterale quindi è dell'Aniene, che può adesso giocarsi una possibilità importante per passare in vantaggio. È stata un'azione molto confusa, partita in velocità il Padova. Poi un fallo dubbio non giudicato dall'arbitro, dal direttore di gara, e poi sul contropiede l'Aniene ha rischiato seriamente il gol. Ora Taloni, deviazione sporcata, si riprenderà con una rimessa laterale in zona però più avanzata, perché il pallone ha toccato la copertura del Palatuliv. Alemao, palla dentro per Sanna, ripalla Rimanelli, ancora Sanna. Sulla ribattuta non è riuscito a trovare il pertugio verso lo specchio difeso da Moretti, e addirittura oltre al danno anche la beffa, perché poi la conclusione gli sbatte addosso e quindi rimessa dal fondo. Riparte ora Moretti, Tim e Sardella di testa. Tim la mette in fallo laterale. Sul punto di battuta Dudu Costa, palla corta per Sardella, controllo difettoso. Anas va a pressare il portiere, lo costringe quindi al lancione, lancio però preciso. Ora Sanna, Dudu Costa piove su di lui, Sanna cade, l'arbitro non fischia, parte Sardella contro Taloni, fermato dal capitano della Cybert Laniene. Adesso Sanna ricomincia da Alemao. Taloni, Alemao, ancora Taloni. Anas prova un numero un po' ambizioso, perde palla e ora Dudu Costa, il pallone per Sardella, la tiene dentro, va al doppio cambio, rientra Jorge Alba, zoppica un po' ma stringe i denti, numero 7 della Padova. Ora Alemao attende il quarto che è Schinina. Anas prova un'imbucata, poi non arriva, poi si fionda sulla ribattuta. L'Aniene può gestire. 8 minuti e 17 secondi alla fine del match. Schinina punta alla porta, c'è Jorge Alba su di lui, il pallone per Taloni è potentissimo. Richiamo verso la panchina della Cybert italiana per un dirigente. Viene ammonito il Luca Costantini della panchina, numero 17, secondo portiere. Sconosciute a noi le cause di questo cartellino giallo. 8 minuti e 10 secondi intanto alla fine del match. Anche Luca Costantini quindi entra nel taccuino, nella lista dei cattivi del pizzo. Andrea Vitale, sulla pressione di Anas, è costretto a buttare via il pallone. Anas, contromovimento di Schinina, il pallone è lungolina per Taloni che la tiene, prova a calciare di prima, Moretti la blocca, lancia subito Jorge Alba, pressato da Schinina, fermato fallosamente secondo il direttore di gara.
da Schirina. Rimessa laterale del Padova, del Pizzo. Vitale, Alba, pallone arriva da Nas. Schirina, Alemao. Attenzione, qui c'è un cartellino rosso per il numero 9 Fabrizio Urio. Rosso diretto con Schirina a terra. C'è stato forse un contatto tra i due. Noi dalla diretta non l'abbiamo visto. Il numero 9 esce dal campo. 7 minuti e 34. Il Padova rimane con un uomo in meno. Questa potrebbe essere un episodio che può cambiare la gara. Tanto non si placano le proteste dagli spalti. Forse dalla tribuna si è visto meglio l'accaduto. Noi ci limitiamo a raccontare quelle che sono le sensazioni, non avendo visto dal vivo l'accaduto. Segnaliamo quindi l'espulsione a Fabrizio Urio, scusate. Sette minuti e 34, l'Aniene può usufruire ora dell'uomo in più per via dell'espulsione di Fabrizio Urio. Alemao, Sanna, Alemao, Schirina, scivola del Pizzo, allontana nel nulla. Deve giocare così adesso il Padova, stare dietro, chiudersi e sperare nell'errore dell'Aniene. Di conseguenza invece l'Aniene dovrà sfruttare tutti gli spazi lasciati obbligatoriamente vuoti dalla squadra avversaria. Alemao, giro palla veloce, c'è Sanna, il pallone rimane lì, lotta ancora Sanna, riesce a dare palla ad Alemao ma viene intercettata da Vitale. Ora Alemao, Schirina di prima per Sanna, palla in mezzo, la palla rimane lì e Anas trova la rete del 3-2 grazie a una carambola. La giocata di Sanna illuminante nel centro area e la zampata vincente in due tempi di Anas. Sei minuti e 58, cambia di nuovo il parziale qui al Palatuliv. La Saibert Laniene trova la rete del 3-2 grazie a un'ottima giocata di Sanna prima e di Anas dopo, che ha messo la palla in rete. Ora si riprenderà con i giocatori di nuovo tutti in campo del Padova. Subito la giocata a cercare del Pizzo, fermata proprio da Anas. Del Pizzo sul secondo palo, la palla passa, cosa si è divorato Jorge Dudu Costa. Terribile calo di concentrazione della Saibert Laniene, poteva riaprire di nuovo la partita. Ora Anas, Sanna, palla alta di nuovo per Anas, la fa scorrere, arriva Schirina, si butta giù, che ancora succede di tutto adesso in campo. Abbiamo visto Anas
Non si placano le proteste qui al Palatulib. È stato un altro episodio che ha scatenato l'ira sia della Cyber Italiane che poi del Padova. Entrambi avranno avuto le loro giuste motivazioni. Fatto sta che c'è tanta confusione in campo, non è né fallo, non c'è nessuna sanzione. La Niene ha restituito palla e probabilmente adesso verrà riconsegnata. Torna la calma qui dopo questa bella sfuriata. Anas cerca Sanna, la mette giù, non riesce però a tenerla in campo. 6 minuti e 32 secondi. Il Padova ora inizia l'azione. Jorge Alba porta palla centralmente. Ancora un contatto. Va giù Dudu Costa. Mazzoni. Sanna. Schinina. Cambia tutto per Sanna. Cede il pallone ora ad Anas. Gioco di gambe da Anas. La tiene dentro e guadagna poi un calcio d'angolo preziosissimo. Ancora ennesima giocata di spicco di Anas. Sembrava aver perso il pallone, invece poi ha superato un avversario. Ora la mette dentro. Sanna da fuori. Lascia il pallone ad Anas. Anas per Mazzoni. All'indietro per Jotim. Rifiata adesso la Cyber Italiane. Pallone per Sanna impreciso. Dudu Costa. Sanna va giù. Dudu Costa. Team in spaccata. Salva la porta. Il risultato a 5 minuti e 38 secondi dalla fine del pizzo. Dudu Costa fermato da Lillo. Schinina. Del pizzo. Jorge Alba per Del Pizzo. Zona tiro, lo fa partire. La parata di Jotim. E ora Anas. Schinina di prima. Fortunato nel rimpallo. Cerca Mazzoni. Lo stop di petto. Si gira. Ancora Vinicius Mazzoni. La mette dentro. La manata di Moretti. Ora Schinina. La tiene lì. Mazzoni. Si guadagna la rimessa laterale. Grandissima giocata in pressione della Cyber Italiane. Gioco fermo, che succede? C'è di nuovo un cartellino giallo. Davvero tanto movimento per il direttore di gara. Ammonito direttamente dalla panchina Alberto Di Sarò, il numero 11 del Petrarca Padova. Schinina può battere questa rimessa laterale. L'1-2 con Taloni. Ancora Schinina. Punta Jorge Alba. Anas. Gioco di gambe. Anas se l'allarga. La mette dentro e guadagna una rimessa laterale a 4 minuti e 56 secondi dalla fine del match di questo bellissimo secondo tempo. Ora Anas ancora di prima. Conclusione così e così, che però non riesce a trattenere Moretti, e quindi sarà di nuovo calcio d'angolo giallo-nero. Sulla battuta sempre il capitano Taloni. Questa volta palla alta per Schinina che si coordina. Pallone sullo specchio della porta, ma non può impensierire Moretti, che lancia veloce. Arriva però Mazzoni in copertura. Ora Sardella si deve impegnare contro Anas, che è velocissimo, lo mette giù, ma conquista il fallo. Infatti ci sembrava anche a noi di aver visto bene Sardella nel tentativo di ostacolare Anas. Alla fine lo ha buttato giù. Accelerazione improvvisa di Anas, che ha recuperato un paio di metri al suo avversario e poi l'ha costretto poi al fallo. C'è Sanna sul punto di battuta. 4 minuti e 38. Si muove Schinina, c'è Anas fuori. Batte Sanna proprio per Anas. 1-2. Taglio di Mazzoni. Arriva la palla a Schinina. La palla alta ancora per Mazzoni. La stoppa di petto.
Prova a girarsi, la tiene viva, ma poi Shaker la manda in rimessa laterale. Sanna. Anas. Masoni si impegna, la tiene in campo. All'indietro per Joao Tim. Ancora un lancio tesissimo, Moretti. Controlancio questa volta con le mani. Sardella non può arrivarci. 4 minuti adesso. Aniene conduce per 3-2. Il lancio per Taloni. L'imbucata perfetta di Schinina. Taloni impreciso nel controllo. Ora va in pressione con la mano. Taloni già ammonito. L'arbitro non ha dubbi ad estrarre il secondo cartellino giallo. Arriva proprio sotto la nostra postazione il secondo giallo a Taloni, che lascia la Cyber Italiana in 4. Episodio che può pesare enormemente ai fini della partita. Sfortunatissimo il capitano della Cyber Italiana, il pallone gli è capitato addosso. Giallo purtroppo che non si poteva non assegnare. Di conseguenza ora l'Agnene dovrà difendere l'uomo in più del Padova. Tre minuti e 52. Grande occasione ora per il Padova di acciuffare il pari con Vitale, fermato da Schinina. Ora Sanna la deve tenere il più possibile. Prova una conclusione in porta, restituisce palla a Moretti. E ora Sardella per Jorge Alba. Dudu Costa, Jorge Alba ha spazio, può calciare, serve Vitale, entra Vitale, la palla rimane lì. E il Padova pareggia con Sardella. Pareggio immediato nella formazione di Giampaolo. Tre minuti e 27. Il punteggio è di 3-3. Ora Anas per Villalba. Schinina per Sanna. Anas. Non si intende con Edu Villalba. Dudu Costa. Anas sul punto di battuta, all'indietro per Schinina. Arriva ora a Villalba, si gira, prova un numero, allarga per Anas. Ora Sanna. Giocata per Anas. Villalba. Sanna. Ancora prosegue il possesso giallo-nero. Ancora Schinina a terra. Sardella viene ammonito. Dà anche la mano al compagno. Effettivamente è consapevole di aver commesso il fallo. Nel frattempo mister Micheli chiama il time out. 2 minuti e 28 secondi. Ammoniti 29, 14, 17.
Schirina sul punto di battuta. Occasione importante a 2 minuti e 28 secondi dalla fine del match per la Cybertelaniene. Può usufruire di un calcio di punizione sul fallo commesso da Vinicius Sardella proprio ai danni di Schirina. La lunga rincorsa di Lillo. Tanto movimento, girano tutti, arriva Schirina. Conclusione alta sopra la traversa. Anas allontana così e così. Team palleggia e prende il pallone. Schirina. Entra Sanna con il portiere in movimento. Mister Micheli se la gioca con il quinto. L'Aniene deve vincere, ha bisogno assolutamente di una vittoria per chiudere l'anno in bellezza. Schirina, Anas, la palla entra, la recupera Anas. Si salva poi almeno per un momento perché Anas rinviene, recupera ancora il pallone, ce l'ha ancora incollato ai piedi. Poi non riesce poi nel tentativo di superare in dribbling Jorge Alba. Ora Vitale. Dudu Costa. Villalba. Aspetta l'arrivo di Sanna. Alemao. Schirina. Sanna. Ancora Villalba. Di nuovo per Sanna. Gira palla per Alemao. Sanna per Schirina. Con la coscia Schirina. Alemao. Sanna. Sempre Schirina in agguato sul secondo palo. Anas. Alemao. Ancora Alemao. Cerca l'imbucata per Schirina. Controllo difettoso. Anas. Alemao. 1 minuto adesso alla fine del match. Schirina esce fuori. Villalba non riesce a calciare o a stoppare. Non sappiamo cosa volesse fare il numero 11 argentino. La pressione Aniene. Moretti fermato dalla pressione. Ora c'è Alemao. 47 secondi. Alemao. Anas. Ancora Alemao. Per Sanna. Alemao, 35 secondi. Ancora Sanna nel nulla. Non riesce l'imbucata di Sanna. Ora Moretti. Si prende quasi tutti i secondi. Ora Alemao riesce ad allontanare. Alemao. Anas. Alemao rinviene la salva. 24 secondi alla fine. 21 secondi mancano alla fine del match. Momenti veramente di altissima tensione. Ultima giocata, ultima speranza per la Cybertelaniene. Con Alemao, Anas. Ancora Alemao. Sanna per Villalba. Di nuovo Alemao. 7 secondi alla fine. Villalba. La parata di Moretti sul tiro di Villalba. 5 secondi dalla fine. Sanna. Gioco di gambe. Sanna sul secondo palo. Arriva Anas. La tiene viva. E poi arriva il triplice fischio al Palatulib. Finisce 3-3 tra Cybertelaniene e Italian Coffee Petrarca. Aniene chiude il suo girone di andata con un altro pareggio.